Amici, buongiorno. Oggi facciamo un giro tra le attività che stanno aprendo dopo il 3 maggio, finalmente fine quasi completa del lockdown. Estetisti, parrucchieri, acconciatori e barbieri. E cominciamo con alcune aziende tra Portoviro e Taglio di Po. Cominciamo da Fragia Style con Giusti, uno degli acconciatori più famosi di Portoviro. Allora Giusti, innanzitutto come va? Ciao a tutti. Finalmente va bene, da adesso che abbiamo aperto la nostra attività sta andando molto bene, stiamo riprendendo in mano le nostre vite, piano piano aspettiamo tutti i nostri clienti a braccia aperte. Ecco, vogliamo vedere come state affrontando questo nuovo corso di lavoro, una nuova vita, prego. Prego, venite. Costano anche senza qua. Allora, eccoci qua, siamo all'interno. Allora c'è la prima saletta. Innanzitutto quante persone possono entrare? Allora noi ci stiamo organizzando per fare 4-5 persone per volta, appunto per rispettare le norme regole, per avere il distanziamento di almeno 1 metro tra i clienti. Ecco, vediamo che hai la mascherina, sì, e non solo, anche la visiera, sì. Questo è indispensabile e importante. Sì. Allora, proviamo a entrare nel tuo salone, vediamo anche le tue collaboratrici. Quindi dovete, oltre ad avere tutte queste attrezzature personali, visiere eccetera, guanti sono necessari? I guanti no, i guanti servono solo fino al momento dell'arrivo della cliente, dopodiché verranno igienizzate le mani con il gel lavamani apposito e possono togliere i loro guanti. Le borse e tutti i loro accessori vengono messi in un sacchettino sterile fino a quando usciranno dal negozio. Ecco, e quindi sanificare ogni volta che... Ogni postazione, sì, ogni volta che verrà fatto un servizio, un trattamento, ogni postazione verrà sanificata per accogliere la cliente successiva. Sia gli attrezzi che... Gli attrezzi, tutti gli strumenti, le postazioni, le forbici, i pettini e soprattutto il lavatesta dove appoggiano appunto il foglio. Naturalmente per far questo sono dilatate appunto anche le prenotazioni, cosa bisogna fare? Sì, allora bisogna prenotare solo telefonicamente per decidere il servizio da fare e per il primo periodo lavoreremo anche lunedì per dar modo di riuscire a distanziare di più gli appuntamenti appunto e riuscire ad accontentare nel miglior modo possibile i nostri clienti. Gli orari? Gli orari allora il lunedì sono dalle 8:30 alle 14:30, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:30, il sabato dalle 8:30 alle 19. Perfetto. Ciao! Sono qua con Simona dei segreti di Afrodite a Portoviro. Allora, come state affrontando questi primi giorni, anzi questo forse primo giorno di lavoro? Allora, molta gente chiama che vuole l'appuntamento, noi stiamo cercando di gestirlo nel miglior modo possibile, tenendo lo spazio tra un appuntamento e l'altro per igienizzare la cabina, e chiediamo alla gente di avere un po' di pazienza che piano piano riusciamo ad accontentare tutti. Ecco, voi avete l'obbligo di innanzitutto sanare e sanificare ogni volta dopo è già stata fatta all'inizio la sanificazione all'ozono prima di aprire e adesso ogni cliente quando passa noi dobbiamo sanificare la cabina, la poltrona, il lettino dove la cliente insomma si è appoggiata. Abbiamo l'obbligo di portare la mascherina FFP2 e anche la visiera. Ecco, quanto è difficile tutta la giornata? Tantissimo. Arrivo a casa a fine serata che ho un cerchio alla testa, mi sembra di avere ancora la visiera addosso. Secondo voi si potrà riprendere, andare a regime entro quanto? Io spererei almeno prima che cominci il gran caldo, perché sarà molto difficile continuare con questi meccanismi addosso. Simona, ti ringrazio, buon lavoro come sempre e naturalmente complimenti a tutto quello che state facendo voi, estetisti, parrucchieri, barbieri eccetera. Grazie ancora. Grazie a te. Con Fiorigi, premiata Barbieria Fiorigi, oltre che un grande artista, anche un grande barbiere e un grande amico. Come va la riapertura? Tanto buongiorno a tutti, naturalmente la clientela che ho visto e che non ho visto, a te Maggi, è stato un impatto un po' brusco, un po' duro, anche perché non siamo abituati alle mascherine, non siamo abituati a, come vedete, a questi scafandri, come dico io, è fatica, ma fatica a lavorare, però abbiamo ripreso la grande. Ecco, quindi le norme. A 1 metro di distanza ogni singolo cliente? Praticamente ho scritto anche qua che bisogna le prenotazioni intanto prima di tutto e poi finito un cliente uno deve andare via, praticamente un passaggio uno dietro l'altro senza
che le persone rimangano lì, non possono stare in parole non possono stare seduti e leggere i giornalini di 20 anni fa. Ecco, un'altra cosa anche che non possiamo avere riviste, anche né quotidiano e né nessun tipo di rivista. Ecco, sanificazione? Sanificazione l'abbiamo fatto domenica e dobbiamo ripeterlo ogni giorno, insomma, ecco. E ogni singolo cliente quando va fuori bisogna pulire la poltrona postazione. viene igienizzata, disinfettata, praticamente ogni volta che tagli i capelli a uno hai una mantellina che la butti via, usa e getta praticamente, ecco. Le attrezzature bisogna l'attrezzatura ho un sterilizzatore e alcol e spray appositamente per l'attrezzatura. Ecco, la domanda è questa: che differenza c'è ormai tra voi e un dentista? Beh, diciamo che è cambiato quasi niente, ecco, solo che loro operano in bocca e sono un po' più a contatto, noi un po' meno, però quando facciamo la barba siamo a rischio, è per questo che abbiamo anche questa visiera, per il contatto troppo vicino, insomma. Ecco, con tutte queste norme i costi saranno aumentati o riuscite a mantenere i costi di prima? Io non ho aumentato, però sicuramente i costi sono aumentati, però io non ho aumentato.